Leggendo quei documenti, il direttore, quindi il consorzio di bonifica, ha appreso che in quei provvedimenti firmati dal comune erano citati numeri di protocollo e date di atti del consorzio di bonifica che non esistevano. Allora già diverse settimane fa, non ieri mattina, già diverse settimane fa, il consorzio di bonifica ha inviato una formale richiesta al comune per avere dei chiarimenti in proposito, ma nonostante siano passate diverse settimane, il comune non ha ancora sentito il dovere di trasmettere questi chiarimenti. Potrebbe essere un errore materiale, semplicemente potrebbe aver sbagliato il numero, la data o il soggetto, però sta di fatto che abbiamo riscontrato che ci sono dei provvedimenti del comune che non stanno sostanzialmente in piedi. Peraltro, sempre a seguito delle segnalazioni del comitato, come pure anche dagli articoli di stampa che sono apparsi nell'estate scorsa, il consorzio ha fatto delle verifiche e ha accertato che ci sono tutta una serie di scarichi industriali abusivi, nel senso che non sono mai stati autorizzati perché non sono mai stati richiesti. Quindi l'azienda scarica su scoli consortili materiali, abbiamo visto di cosa si tratta, penso in particolare alla plastica, che essendo il consorzio non solo di bonifica ma anche di irrigazione, sono acque che durante quest'estate magari andavano a finire nei foraggi, nel momento dell'irrigazione dai foraggi andavano a finire nelle stalle e quindi nel ciclo della catena alimentare, con buona pace di tutti, dell'ambiente e di quant'altro. Siccome il consorzio vive dei contributi dei contribuenti, ha ritenuto quindi anche di acquisire documentazione in proposito e fare le necessarie segnalazioni alle autorità competenti. Questo un po', adesso io ve l'ho fatto un po' più lunga, con la dirigente della provincia non abbiamo avuto tutto questo tempo a disposizione, però quantomeno dobbiamo dare atto che è stata disponibile a sospendere i lavori della commissione e a ricevere la Presidente del Comitato e quello che è valso anche la mia persona. Insomma. Una cosa, ieri come comitato noi abbiamo inviato attraverso legale la diffida alla provincia di ritirare in autotutela la prima AUA, quella che è stata rilasciata nel 2016, perché riteniamo che il ricorso che abbiamo appunto intrapreso per questa AUA avesse fondamenti che vengono proprio acclarati in questo momento con la richiesta della seconda AUA. Noi protestiamo proprio per questa seconda AUA, proprio perché vengono emesse sostanze cancerogene che saranno poi legittimate quando non erano mai state autorizzate e sono state rilevate attraverso le nostre segnalazioni. Riguarda anche scarichi abusivi, come ampiamente è stato detto qua da Renato Marcon. E quindi diciamo che tutto questo, le nostre proteste hanno avuto un fondamento e che è stato poi acclarato proprio dai rilievi fatti da ARPA. Questa è l'ulteriore riprova che, come è avvenuto un paio d'anni fa con la vicenda dei carpini di Piazza Camerini, solo la mobilitazione popolare può aiutare a salvare l'ambiente, non ci sono altre vie. Posso chiedere una cosa? Volevo capire un attimo se è possibile, con qualche dettaglio ulteriore, spiegare i motivi che hanno indotto il consorzio a riferirsi all'autorità giudiziaria. Sulla base delle segnalazioni pervenute dal comitato, nella mia veste di componente del consiglio di amministrazione, ho inviato una lettera al direttore del consorzio, che è l'autorità che ha materialmente firmato l'autorizzazione lo scorso mese di febbraio, evidenziando questo fatto che insomma ritengo sia grave, cioè il 25 di gennaio la stessa ditta a 2 uffici diversi pubblici ha presentato 2 dichiarazioni diametralmente opposte. Il consorzio quindi ha accertato poi che la dichiarazione vera non era quella presentata al consorzio, ma la dichiarazione vera in effetti era quella presentata al comune, perché che il serbatoio era già stato realizzato è stato riscontrato anche dagli accertamenti dei tecnici comunali che sono agli atti e che io ho prodotto appunto al consorzio di bonifica. Il consorzio di bonifica si è reso conto di essere stato tratto in inganno da parte di un privato, firmando un'autorizzazione che ha consentito a questo privato di esercitare un'attività. C'è il discorso relativo ai quantitativi di materiale che l'azienda può lavorare, perché grazie a quel serbatoio può lavorare determinati quantitativi. Senza quel serbatoio e senza l'autorizzazione relativa a quel serbatoio non può lavorare quei determinati quantitativi. Quindi, ritenendo
ma è un principio generale di qualsiasi istanza rivolta alla pubblica amministrazione. Se io, quando rivolgo un'istanza alla pubblica amministrazione, ottengo un beneficio sulla base di dichiarazioni false e mendaci, sono penalmente responsabile, perché siamo nel periodo, negli anni in cui vale molto l'autodichiarazione. Anziché perdere tanto tempo, fare la domanda, aspettare settimane e mesi che le amministrazioni facciano tutta l'istruttoria, gli approfondimenti e così via, io privato cittadino, avvalendomi dei miei professionisti, posso autodichiarare di essere nelle condizioni di ottenere un beneficio e quindi lo ottengo praticamente immediatamente. Se però quella dichiarazione che ho fatto e sottoscritto alla prova dei fatti risulta falsa e mendace, sono penalmente responsabile e perseguibile per aver fatto una dichiarazione falsa e mendace, per aver preso in giro sostanzialmente la pubblica amministrazione. Per aver preso in giro in questo caso e provocato anche danni all'ambiente alla prova dei fatti. Io volevo solo dire che siamo danneggiati non solo dalle emissioni della SIR, ma anche dalle istituzioni che fino a ieri non hanno autorizzato senza compiere precise valutazioni. Una industria insalubre di prima classe in pieno centro abitato, ad elevato rischio di incendio, in presenza di grandi abusi edilizi accertati e conclamati, con emissioni di fumi, gas chiaramente nocivi per la salute umana e facilmente prevedibili fin dall'inizio. Abbiamo impugnato la prima autorizzazione unica ambientale rilasciata appunto nel 2016 e il TAR del Veneto il 27/2017 non l'ha sospesa solo perché gli accertamenti ARPA conosciuti fino a quella data non dimostravano la permanenza di inquinanti. Peccato poi che proprio il 21/7, quindi soltanto un giorno dopo, proprio ARPA contesta a SIR l'accertamento di sostanze cancerogene. Invece di essere tutelati, in questo caso, non so come dire, ecco, dobbiamo noi mobilitarci, spendere le nostre energie, le nostre risorse anche economiche per poter tutelare dei diritti propri della salute e non farci avvelenare, perché è quello che sta succedendo.